Mette dolce a quelli buoni dentro calze e calzettoni. A cavallo della scopa, Asia, Africa ed Europa, dall'Australia in tutta fretta, in America è diretta. Ma io penso francamente che non sia vero per niente. La Befana è molto chiaro, oggi prende l'aeroplano. La Befana è molto chiaro, oggi prende l'aeroplano. Forse è stata una bambina, perlomeno quando è nata, da chiunque la ricorda, solamente da invecchiata. Tutti noi sappiamo poco della sua trasformazione, tanto vale fare un gioco e inventarle una canzone. Comunque la si metta, questa storia è molto strana, che fosse bella o brutta, molto alta o piccoletta, piano piano in tutta fretta, un bel giorno è diventata la Befana. Chissà perché, lo chiedo pure a te. Forse è stata fidanzata, forse è stata una gran dama, ma un mattino si è svegliata con nasone da Befana. Guardandosi allo specchio che decise il suo destino, si infilò in un batter d'occhio nella cappa del camino. E aggrappandosi a una stella, le sottane come vele disse: se non sono bella, sarò dolce come il miele. Ed allora gira il mondo per cercare nuovi amici, per far ridere i bambini e vederli più felici. Comunque la si metta, questa storia è molto strana, che fosse bella o brutta, molto alta o piccoletta, a cavallo in bicicletta, un bel giorno è diventata la Befana. Chissà perché, chissà perché. È stata lei la prima a volare su una scopa, da Sudafrica alla Cina, dalle Americhe all'Europa. Col suo sacco di carbone che lo stesso da 100 anni, con le 1000 cose buone che regala a tutti quanti. Ma bisogna stare attenti, ma bisogna fare i bravi, o finisce